Nel campionato di promozione Girone A pare sofferto per l'Empedoclina, che rimedia un 2-2 finale sul neutro di Raffadali contro una squadra ben organizzata e forte in tutti i reparti. Prima vittoria stagionale invece per il Camarat di Renato Maggio, che segna una tripletta al San Vitolo Capo, mentre continua la serie negativa del Gattopardo che subisce 3 gol a Caltanissetta dalla Nissa. Invece continua la scia positiva per l'Unitas Sciacca che si aggiudica il derby con il Casteltermine. Nel campionato di prima categoria Girone G, dopo 2 giornate, sono in testa a punteggio pieno due squadre, Atletico Gorgonia e Nicosia. In seconda posizione l'Agrigentina Atletico Favara che ha superato i cugini del Ravanusa per 1-0. Stessa posizione, stesso punteggio per il Gemini, vittoria esterna con il Sant'Anna di Enna 1-2 e Raffadali pari esterno con il Branciforte. Infine, prima vittoria stagionale per la Libertas Racalmuto che supera la Barrese con il risultato di 3-0. Chi rimane invece in ultima posizione a 0 punti è il Ravanusa.